Eccoci, oggi uno dei classici single track del Friuli, il Troi dal Bepi. Partenza da Tarcento, che vedete alle mie spalle, e adesso salita per il Monte Faeit, la cima del Monte Faeit, passando per le frazioni di Coia e San Mardenchia. La salita è abbastanza duretta, la cima è sui 750, Tarcento siamo 230, quindi uno sviluppo di circa 500 metri. Questa è la splendida Villa Moretti, fatta costruire agli inizi del 1900 da Luigi Moretti, che era praticamente il figlio dell'omonimo fondatore della fabbrica, celeberrima fabbrica di birra, la birra Moretti. E ville come questa ce ne sono altre, certo non bella come la Villa Moretti, ce ne sono altre a Tarcento, tutte costruite nella Belle Époque, quindi stile Liberty. Eccoci arrivati al castello di Tarcento, castello, almeno quello che rimane, non per niente chiamato Ciscelat. È stato costruito nell'anno 1000 e apparteneva a un feudo di una famiglia austriaca, poi il patriarca di Aquileia l'ha assegnato nel 1200 circa a un nobile friulano. E pensate, ogni anno da questo colle si accende, diciamo da 700 anni ormai, il giorno dell'Epifania si accende il Pignarul Grand, che è il grande falò. E la cosa straordinaria è che tutti aspettano gli esiti della direzione del fumo, che praticamente, se il fumo si dirige verso est, vorrà dire che l'anno sarà buono, ci sarà un buon raccolto. Viceversa, se invece il fumo si dirige verso ovest, le cose si metteranno male. Quindi già diversi secoli fa molti del territorio prendevano su armi e bagagli e se ne andavano altrove a cercare lavoro e fortuna. Pedalata lungo il Troi de Memorie, che attraverso questi splendidi bassorilievi in terracotta o ceramica raccontano la storia, il vissuto, le tradizioni di questa comunità di San Mardenchia. Veramente ne vale la pena, prima anche per prendere un po' di fiato prima di intraprendere la dura salita verso il Faeit. Ecco, siamo arrivati in prossimità della cima del Faeit, che assieme al Campeon, che vedete qui sopra alla mia sinistra, forma una piccola dorsale boschiva che è compresa tra i comuni di Montenar, Sartegna e Tarcento. Ed eccoci arrivati finalmente sulla cima del Monte Faeit. Eccoci arrivati, questa è la cima, praticamente ci troviamo su questo balcone naturale, su questo anfiteatro morenico che spazia dalla pianura di Osoppo fino a Magnano qua sotto e Tarcento. Oggi purtroppo è una giornata con molta foschia. Nelle giornate più belle si riesce a vedere naturalmente la costa, il mare. E adesso ci prepariamo per la discesa. Eccoci, partenza.
E qua non si può fare a meno di fare una piccola sosta in questo balcone naturale su Artegna, sulla piana di Artegna. Guardate che spettacolo, e da qua naturalmente si vede anche Gemona in questo piccolo varco davanti, ecco così, guardate che spettacolo. E adesso si riparte, eccoci qua. Eccoci, il Troi dal Beppi è fatto, bellissimo, forse un po' asciutto, però veramente molto molto divertente. E adesso io penso che c'è ancora tempo per fare un altro sentiero. Basta salire a Borgo Cragnolini, quindi sono circa 200 metri di dislivello su questa pista forestale, per poi fare il sentiero chiamato così Troi dal Tiz, che è stato ripulito dal nostro mitico Tiziano Ermacora. Quindi non ci resta che fare un'altra piccola salitina.
Eccoci. E che dire, se ci fosse stato un po' più caldo, io un bagno lì dentro me lo sarei anche fatto. Magari aspettiamo la tarda primavera o meglio l'estate, che c'è un po' più caldo. Quindi oggi due spettacolari single track, il Troy dal Bepi e il Troy dal Tiz, veramente molto divertenti, molto simpatici. In un paio d'ore si fanno, come nel mio caso oggi, pausa pranzo, un paio d'orette e me li sono portati a casa. Bene, ciao, un caro saluto, alla prossima!